Eder, Mech, Pallister. Il giorno 14 dicembre 2021, verso le ore 22, il marito di Liliana Resinovic presenta presso la questura di Trieste denuncia di allontanamento volontario di sua moglie. Sempre in data 14/12/2021, proprio a seguito di questa denuncia di scomparsa, viene attivato dalla Prefettura di Trieste tramite apposito modello PEC, attivazione delle ricerche in zona antropizzata modello 2, avente come oggetto comunicazione di attivazione del piano provinciale per la ricerca di persona scomparsa. La PEC della Prefettura veniva inviata alle seguenti istituzioni: Comune di Trieste, Comune di Duino Aurisina, Comune di Morrupino, Comune di Muggia, Comune di San Dorligo della Valle Dolina, Comune di Sgonico, Questura di Trieste, Comando Provinciale dei Carabinieri di Trieste e Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trieste. Nella PEC veniva specificato che il personale della Questura di Trieste è incaricato al coordinamento operativo della ricerca della persona scomparsa e potrà contattare direttamente i soggetti ritenuti necessari all'effettuazione della stessa ricerca. Si allega al presente l'allegato A relativo ai dati della persona scomparsa, firmato per il prefetto A. Rescio. Ovviamente la persona scomparsa è Liliana Resinovic. Datato Trieste 14/12/2021. Il giorno 22 dicembre 2021 alle ore 17:05 presso gli uffici della terza sezione della squadra mobile della Questura di Trieste, davanti al sottoscritto ufficiale di PG Sovrintendente Capo Scuntaro Massimo, in servizio presso l'ufficio di intestazione, è presente Iva, la quale dichiara quanto segue. Domanda: signora Iva, questo pomeriggio ha telefonato alla questura? Cosa intendeva segnalare? Risposta: sabato scorso una mia cliente mi ha raccontato che nel rione di San Giovanni era scomparsa una signora che frequenta la piscina di quel rione. Arrivata a casa ho visto l'articolo sul quotidiano online Trieste Caffè, riportante la foto della signora che ho riconosciuto come mia cliente, ma di cui non conosco né il nome né il cognome. Si dà atto che alla signora Iva viene posta in visione la foto sotto riportata sul quotidiano online Trieste Caffè. La signora Iva dichiara che la sotto effigiata foto è quella da lei sopra descritta in cui aveva riconosciuto la sua cliente. Lunedì non mi davo pace e ho chiamato la questura per verificare la fondatezza della notizia, ovvero sia la scomparsa della signora, ma l'operatore mi rispondeva di non poter dare informazioni, consigliandomi di chiamare i carabinieri di San Giovanni. Martedì 21 dicembre ho chiamato i carabinieri. L'operatore mi rispondeva che nella loro stazione non era stata presentata nessuna denuncia di scomparsa. Stamattina ho visto il quotidiano online Trieste Prima, dove era riportato un altro articolo dedicato alla scomparsa della signora. Ho quindi pensato che il fatto sia vero e non una fake news e ho deciso di chiamare il 112. L'operatore mi ha passato la questura e ora mi trovo qui perché volevo riferire che martedì mattina 14 dicembre mi ricordo senza ombra di dubbio di aver visto passare sul marciapiede davanti al mio negozio la signora in questione, vestita con lo stesso giubbotto che lei indossa nella foto pubblicata da Trieste Prima. Si dà atto che alla signora Iva viene posta in visione la fotografia presente sul quotidiano online Trieste Prima nell'articolo datato 21 dicembre 2021 a firma di Stefano Mattia Pribetti, avente titolo Donna scomparsa a San Giovanni, la testimonianza del marito,
Non me lo spiego, sono disperato. Iva riconosce la foto in argomento. Domanda: si ricorda l'ora che l'ha vista transitare davanti al suo negozio? Non mi ricordo l'ora precisa, però dovrebbe essere passata in un periodo di tempo che va dalle 8:15 fino alle 9. Oltre al giubbotto di colore scuro, come ho già detto, la donna indossava un paio di pantaloni di colore scuro, senza berretto e con la stessa pettinatura come nelle predette foto, col ciuffo di colore più chiaro e mascherina di cui non ricordo il colore. Non ho visto che portava oggetti con sé. Posso aggiungere che aveva lo sguardo rivolto a terra, come una persona triste, pensierosa, e si dirigeva in direzione Piazzale Gioberti. Ripeto che era una mia cliente, ma non di quelle fisse. Veniva ogni tanto, sempre da sola, più spesso in estate. Quando veniva era riservata, ordinava e usciva dal negozio. Di rado ho visto suo marito. Sono titolare di quel negozio da 9 anni e nel corso di questi la donna mi aveva regalato alcuni coltellini che il marito non poteva più affilare, ma che per il mio lavoro andavano benissimo. In queste occasioni la signora mi aveva raccontato che il marito, di cui non conosco né il nome né il cognome, per hobby si dedica ad affilare coltelli. Nelle occasioni in cui l'avevo vista, mi aveva raccontato che il marito aveva la passione della fotografia e che a lei piaceva camminare. Posso aggiungere che sempre la signora tempo addietro mi aveva mostrato una foto di loro due in moto e che era andata in pensione. Questo mi sembra sia avvenuto prima del Covid. Domanda: per caso tra i suoi clienti qualcuno ha commentato qualcosa in merito alla scomparsa della signora? Oltre a quanto riferitomi dalla mia cliente sabato, nessuno mi ha detto niente. Per caso la signora e il marito sono mai venuti nel suo locale assieme? Da quanto ricordo, no. Sa se avesse qualche amicizia nel rione? Da quello che ne so, no. Posso aggiungere che ogni tanto la vedevo nel bar, che si trova all'angolo tra via San Cirino e piazzale Gioberti, ma sempre da sola. Ha altro da aggiungere? No. Si dà atto che il presente verbale è stato redatto in forma riassuntiva e viene riletto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra alle ore 18. Analizziamo ora quanto finora esposto, quindi l'attivazione del piano provinciale delle persone scomparse e la testimonianza della signora Iva. Ci sono parecchie incoerenze che balzano subito agli occhi. Partiamo subito dalla prima, che secondo me è quella più grave in assoluto. L'attivazione la sera stessa del 14 dicembre da parte della prefettura del piano provinciale persone scomparse. Come ho letto in precedenza, questa comunicazione viene inviata, oltre a varie altre istituzioni, anche alla questura di Trieste stessa, dove era stata presentata la denuncia di scomparsa di Lilli, e al comando provinciale dei carabinieri di Trieste. Come è possibile allora ciò che dichiara Iva in SIT, e cioè che lei chiama la questura, dove è stata formalizzata anche la denuncia di scomparsa, e dove alla stessa questura veniva inviata la PEC dalla prefettura, e cioè del piano di attivazione provinciale delle persone scomparse. E Iva dichiara: lunedì non mi davo pace, ho chiamato la questura per verificare la fondatezza della notizia, ovvero sia la scomparsa della signora, ma l'operatore mi rispondeva di non poter dare informazioni, consigliandomi di chiamare i carabinieri. La questura non può dare informazioni circa la comunicazione di un avvistamento di una persona scomparsa e invita a chiamare i carabinieri? Successivamente, martedì 21 dicembre, ho chiamato i carabinieri. L'operatore mi rispondeva che nella loro stazione non era stata presentata nessuna denuncia di scomparsa. Ma allora la PEC arrivata dalla prefettura non l'aveva letta nessuno? La cosa sembra veramente molto, molto strana e non plausibile. Riprendiamo con la testimonianza. Iva in SIT dichiara inoltre:
Ripeto che era una mia cliente, ma non di quelle fisse. Veniva ogni tanto, sempre da sola, più spesso in estate. Quando veniva era riservata, ordinava e usciva dal negozio. Di rado ho visto il marito. Poche righe dopo, invece, si legge che la donna mi aveva regalato alcuni coltellini che il marito non poteva più affilare, ma che per il mio lavoro andavano benissimo. In queste occasioni la signora mi aveva raccontato che il marito, di cui non conosco né il nome né il cognome, per hobby si dedicava ad affilare coltelli. Nell'occasione in cui l'avevo vista mi aveva raccontato che il marito aveva la passione della fotografia e che a lei piaceva camminare. Posso aggiungere che sempre la signora tempo addietro mi aveva mostrato una foto di loro due in moto e che era andata in pensione. Questo mi sembra sia avvenuto prima del Covid. Ma era la stessa Liliana, la cliente riservata che entrava, ordinava e usciva dal negozio e della quale Iva non conosceva neanche il nome? Per quanto riguarda la descrizione, Iva, in un batter di ciglia, perché ci vogliono 2 secondi in tutto a transitare davanti alla sua vetrina, riesce a notare che era Liliana, indossava un cappotto scuro, non è vero, dei pantaloni scuri, aveva il ciuffetto biondo, la mascherina ed era triste e pensierosa. Wow, impressionante! Ma ciò che mi fa più pensare e riflettere è come una persona possa veder passare per 2 secondi una donna davanti al suo negozio una mattina X, un martedì, e poi il sabato successivo ricordarsi di quello specifico passaggio. Credo che la memoria fissi degli eventi particolari, traumatici, speciali in qualche modo, ma non un fatto così banale come il passaggio di una persona, come ne vediamo tante passare davanti ai nostri occhi e ricordarcene. Non darsi pace, ma chiamare la questura il 21 dicembre, una settimana dopo l'avvistamento. Come si fa a essere così certi, non avere alcun dubbio, che la persona vista 8 giorni prima passare per 2 secondi davanti al suo negozio fosse Liliana? Ma ancora di più, come faceva a ricordare chi fosse passato davanti al suo negozio? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.